Quinta corsa, una prova per femmine di 4 anni non vincitrici di 15.000 euro in carriera, 6 cavalle al via, 1 Duchessa La Torre Maurizio Cheli, 2 Dina Vald Marco Basile, 3 Danny La Antonio Finetti, 4 ritirata Diana Trio, con il 5 Demetra Gas Lorenzo Baldi, 6 Dina Spritz Carmine Piscoglio, 7 di Dolce Indal Luca Lovera. Favorita Dina Spritz, giocata, quota che scende, sale quella di Demetra Gas numero 5 che ha il numero all'interno rispetto alla rivale. Macchina che inizia a prendere velocità lungo la curva di sinistra, si appresta a entrare in dirittura e a partire. Demetra Gas veloce ad andare al comando come prevedibile. Al largo c'è Dina Spritz, poi Dina Vald che precede Danny La e quindi numero Dolce 1 Indal. Duchessa La Torre squalificato. Demetra Gas vuol correre al comando, Dina Spritz che preme al suo esterno, costringe la rivale a un parziale veloce in partenza, 14,5 per il lancio, si accoda Dina Spritz alle spalle di Demetra Gas, terza posizione per Dina Vald, quindi Danny La alla retroguardia c'è Dolce Indal. 29,4 per i primi 400 metri di corsa, con in vantaggio Demetra Gas che precede Dina Spritz, poi ancora in terza posizione Dina Vald e quindi Danny La e Dolce Indal, passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Demetra Gas, la mossa al largo da parte di Dolce Indal che risale il gruppo, trova sulla sua strada l'anticipo da parte di Dina Spritz che previene le mosse della rivale 1-1 e 1 per i primi 800 metri di corsa. Demetra Gas in vantaggio e Dina Spritz al suo esterno. Poi Dina Vald alla corda, seconda pariglia per Dolce Indal, alla retroguardia c'è Danny La, il primo chilometro se n'è andato in 1,16,7 con Dina che continua ad attaccare Demetra, la quale si difende al comando. Poi gli altri a 400 metri dalla conclusione, un paletto in 14,5 di là per Demetra Gas che cerca di tenere a debita distanza Dina Spritz che si ributta in corda prima di provare a tornare in retta, con Demetra che scappa a palo lontano per tenere a distanza Dina Spritz che sposta al suo esterno. Demetra Gas in vantaggio nei confronti di Dina Spritz che non recupera. Demetra Gas che viene a vincere nei confronti di Dina Spritz. Al terzo posto finisce Dolce Indal. 29,2 a chiudere, 1,15, 1,14,9 ragguaglio cronometrico. Demetra Gas, Lorenzo Baldi che allena e guida ed è anche proprietario della figlia di Igor Font che in percorso di testa respinge tutta strada la favorita Dina Spritz e nel finale si allunga per vincere nettissima. In bello stile Demetra Gas vince su Dina Spritz che è seconda, Dolce Indal terza.